Un farmaco rivoluzionario che potrebbe ridurre drasticamente i ricoveri in terapia intensiva e i decessi dovuti al coronavirus. Si chiama Nafamostat mesilato, in Giappone viene venduto come generico e utilizzato da 10 anni come anticoagulante nei pazienti in dialisi per insufficienza renale. In Italia invece la sua importazione è bloccata da 6 mesi per questioni burocratiche, nonostante uno studio dei ricercatori dell'Università di Padova abbia rivelato le sue potenzialità anti-Covid. Una quota rilevante dei pazienti Covid va incontro alle complicanze, quindi all'insufficienza respiratoria, alla sindrome coronarica acuta, attraverso un meccanismo di coagulazione intravascolare disseminata. Ma soprattutto il farmaco è il più potente inibitore di un enzima che il virus utilizza per entrare nelle cellule alveolari polmonari umane. Ma lo studio padovano, già approvato dall'Istituto Superiore della Sanità, non è mai potuto iniziare, troppe le difficoltà burocratiche per importare il farmaco dal Giappone. Occorre che ci sia un'agenzia abilitata a certificare che il farmaco è sterile ed è stato sintetizzato secondo le norme della buona pratica clinica e chimica. Una vicenda che lascia l'amaro in bocca, soprattutto per le tante vite perse in questi 6 mesi. Sia l'occasione per rendere la vita dei ricercatori clinici, naturalmente nell'interesse dei pazienti, molto più semplice.